Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vorrei oggi fermare la nostra attenzione sul legame tra la famiglia e la comunità cristiana. È un legame, per così dire, naturale, perché la Chiesa è una famiglia spirituale e la famiglia è una piccola Chiesa. La comunità cristiana è la casa di coloro che credono in Gesù, come la fonte della fraternità tra tutti gli uomini. La Chiesa cammina in mezzo ai popoli nella storia degli uomini e delle donne, dei padri e delle madri, dei figli e delle figlie. Questa è la storia che conta per il Signore. I grandi eventi delle potenze mondane si scrivono nei libri di storia e lì rimangono, ma la storia degli affetti umani si scrive direttamente nel cuore di Dio ed è la storia che rimane in eterno. E questo è il luogo della vita e della fede. La famiglia è il luogo della nostra iniziazione, insostituibile, indelebile a questa storia di vita piena che finirà nella contemplazione di Dio per tutta l'eternità nel cielo, ma incomincia nella famiglia e per questo è tanto importante la famiglia. Il Figlio di Dio imparò la storia umana per questa via e la percorse fino in fondo. È bello ritornare a contemplare Gesù e i segni di questo legame. Egli nacque in una famiglia e lì imparò il mondo. Una bottega, 4 case, un paesino da niente. Eppure, vivendo per 30 anni questa esperienza, Gesù assimilò la condizione umana accogliendola nella sua comunione con il Padre e nella sua stessa missione apostolica. Poi, quando lasciò Nazareth e incominciò la vita pubblica, Gesù formò intorno a sé una comunità, una assemblea, cioè una convocazione di persone. E questo è il significato della parola Chiesa. Nei Vangeli l'assemblea di Gesù ha la forma di una famiglia e di una famiglia ospedale, non di una setta esclusiva, chiusa. Lì vi troviamo Pietro e Giovanni, ma anche l'affamato, l'assetato, lo straniero e il perseguitato, la peccatrice e il pubblicano, i farisei e le folle. E Gesù non cessa di accogliere e di parlare con tutti, anche con chi non si aspetta più di incontrare a Dio nella sua vita. È una lezione forte per la Chiesa. I discepoli stessi sono scelti per prendersi cura di questa assemblea, di questa famiglia degli ospiti di Dio, perché sia viva nell'oggi questa realtà dell'assemblea di Gesù, è indispensabile ravvivare l'alleanza tra la famiglia e la comunità cristiana. Potremmo dire che la famiglia e la parrocchia sono 2 luoghi in cui si realizza quella comunione di amore che trova la sua fonte ultima in Dio stesso.
Una Chiesa davvero, secondo il Vangelo, non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. E oggi questa è un'alleanza cruciale contro i centri di potere ideologici, finanziari e politici. Riponiamo le nostre speranze in questi centri di potere? No, centri dell'amore. Nostra speranza è in questi centri dell'amore, centri evangelizzatori, ricchi di calore umano, basati sulla solidarietà e la partecipazione, anche sul perdono fra noi. Rafforzare il legame tra famiglia e comunità cristiana è oggi indispensabile e urgente. Certo, c'è bisogno di una fede generosa per ritrovare l'intelligenza e il coraggio per rinnovare questa alleanza. Le famiglie a volte si tirano indietro, dicendo di non essere all'altezza. Padre, siamo una povera famiglia e anche un po' sgangherata. Non ne siamo capaci. Abbiamo già tanti problemi in casa, non abbiamo le forze. Può essere vero, ma nessuno è degno, nessuno è all'altezza, nessuno ha le forze. Senza la grazia di Dio non potremo fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuitamente dato. E il Signore non arriva mai in una nuova famiglia senza fare qualche miracolo. Ricordiamoci di quello che fece alle nozze di Cana. Sì, il Signore, se ci mettiamo nelle sue mani, ci fa compiere miracoli, ma quei miracoli di tutti i giorni, quando c'è il Signore lì in quella famiglia. Naturalmente anche la comunità cristiana deve fare la sua parte, ad esempio cercare di superare atteggiamenti troppo direttivi e troppo funzionali, favorire il dialogo interpersonale e la conoscenza e la stima reciproca. Le famiglie prendono l'iniziativa e sentano la responsabilità di portare i loro doni preziosi per la comunità. Tutti dobbiamo essere consapevoli che la fede cristiana si gioca sul campo aperto della vita condivisa con tutti. La famiglia e la parrocchia devono compiere il miracolo di una vita più comunitaria per l'intera società. A Cana c'era la madre di Gesù, la madre del Buon Consiglio. Ascoltiamo noi le sue parole. Fate quello che vi dirà. Care famiglie, care comunità parrocchiale, lasciamoci ispirare da questa madre. Facciamo tutto quello che Gesù ci dirà e ci troveremo di fronte al miracolo di ogni giorno.
Grazie.